e avete visto Viale Cadore. Intanto da Viale Cadore ci spostiamo in via Grazzano per vedere effettivamente in quale situazione si trova la Roggia. Oggi Earth Day, dunque studenti della Percoto protagonisti per cercare di pulire, studenti ovviamente in fasce orarie fuori dall'ambito scolastico, dunque tutti volontari con il WWF insieme per rendere migliore e più pulita la città che qualcuno ovviamente sporca. Vediamo il servizio. Studenti del Percoto protagonisti dell'Earth Day, oggi per pulire la Roggia di Udine. Come è nato questo percorso insieme? Da diversi anni l'Istituto Percoto sta cercando di sensibilizzare i giovani verso l'ambiente, verso il rispetto, verso la raccolta differenziata e il risparmio energetico. E negli ultimi 2 anni un gruppo particolarmente sensibile di giovani, al di fuori dell'orario di scuola, sta lavorando per promuovere tutte le iniziative che possono essere interessanti proprio per sensibilizzare i loro coetanei e i compagni. Quindi dopo una petizione verso i rifiuti elettronici, dopo il flash mob contro la violenza verso le donne, i giovani del nostro gruppo hanno pensato che la giornata della terra poteva essere una nuova occasione. L'Earth Day per pulire l'ambiente usando che strumenti quest'oggi? Cosa stanno facendo i ragazzi? Strumenti molto tradizionali, delle canne di bambù con degli archi fatti con del filo di ferro, della rete da pesca riciclata, tutto rigorosamente riciclato, e stanno pulendo la Roggia da una moltitudine di oggetti abbandonati da cittadini poco civili, bottiglie, birilli, piatti di vetro, di porcellana, batterie, un ferro da stiro, quindi di tutto, e vuol dire che c'è una cultura molto, molto lontana dalla perfezione. Dovremmo lavorare ancora molto per riuscire a fare in modo che soprattutto i cittadini facciano da coadiutori delle forze dell'ordine, cioè non possiamo aspettare che sia il vigile a impedire che uno butti dei rifiuti, ma dobbiamo contribuire verso il nostro vicino a fare in modo che si comporti correttamente in campo ambientale. La cultura deve diffondersi, c'è un problema di inciviltà per quanto riguarda i rifiuti, ma poi c'è un discorso che riguarda anche la conservazione della biodiversità. E abbiamo visto quante cose effettivamente erano state buttate nella nostra Roggia, dunque anche complimenti a questi ragazzi che in maniera assolutamente volontaria si danno da fare.